All'altro capo del telefono la voce di un giovane che si fingeva maresciallo dei carabinieri e chiedeva di preparare dei gioielli per compararli con altri che erano stati rubati nel corso di una rapina avvenuta nei giorni precedenti. Quando l'anziano ha preparato l'oro si è reso conto che c'era qualcosa di strano in quella telefonata e ha chiamato il figlio che a sua volta ha allertato la polizia. È stato così bloccato e arrestato un 21enne campano mentre ieri pomeriggio stava per commettere una truffa ai danni di un 84enne padovano residente nel quartiere Forcellini. La telefonata del figlio della vittima alla polizia ha consentito alla volante, che stava facendo controlli sul territorio, di sorprendere in flagranza il truffatore mentre stava cercando di salire in taxi. Il 21enne infatti si era presentato all'appuntamento, ma sulle scale del condominio aveva incrociato il figlio della vittima che era arrivato in sostegno del papà anziano. Ha tentato così di scappare, ma la descrizione fornita ai poliziotti ha permesso di rintracciarlo nonostante si fosse già cambiato gli indumenti. Nascosto nello zaino il cappellino e la camicia bianca, bloccato dai poliziotti e portato in questura, è stato identificato. Si tratta di un 21enne nato in provincia di Napoli, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova.